Basta parole ma fatti, ospite in studio di Televenezia c'è Franco Manzato, assessore all'agricoltura e alla pesca. Oggi parliamo di occupazione. Lui è assessore dal 2010, quindi ha vissuto la crisi nel momento più drammatico, nel suo apice, quando ha mosso di più, diciamo. Abbiamo perso molti posti di lavoro. Com'è la situazione? Beh, sulla pesca è abbastanza pesante proprio perché il comparto è in crisi di per sé, per cui ha perduto molti posti di lavoro, tanto che abbiamo chiesto al Ministero della Pesca di farsi carico anche di una cassa integrazione anche per questo comparto. Non era mai stato preso in considerazione, stiamo puntando anche su questo. Sull'agricoltura invece è diciamo chiaroscuri, sull'agroindustria ovviamente non c'è un aumento dell'occupazione, sull'agroalimentare invece stiamo registrando da ormai 5 anni a questa parte regimi di occupazione del più 10%, più 9, più 10%. Questo è positivo. Tra i giovani o anche tra gli adulti? Perché il problema è anche quello degli adulti che rischiano di perdere il lavoro a 40-50 anni. Infatti, tra i giovani sicuramente, anche se sui giovani abbiamo più puntato sull'inserimento nelle aziende come imprenditori, 4.000 aziende negli ultimi 5 anni, nuovi giovani. Invece su quelli che invece hanno un'età più avanzata la crisi è un po' più seria, anche se stiamo pensando, è un'ipotesi su cui stiamo lavorando, di poter fare un disegno di legge che incentivi quelle imprese agricole che assumano con contratti da vedere delle persone che non giovani, quelli che hanno superato una certa soglia di età, che magari sono stati espulsi dal mercato del lavoro in altri comparti, che quindi in qualche modo possono essere ripresi dal mondo agricolo. Ed è secondo me un atto importante, perché c'è chi ha 50, 55, 60 anni, si trova magari disoccupato e non ha più la capacità di poter rientrare. Magari l'agricoltura sostenuta finanziariamente può dare una mano anche a chi si trova in difficoltà a una certa età per arrivare all'età pensionabile, che gli consente quantomeno una serenità anche economica. Ecco, si parla molto di green economy come del settore futuro per l'occupazione, è vero? Sì, perché stiamo pensando anche attraverso i finanziamenti del nuovo piano di sviluppo rurale, che sono i finanziamenti dei prossimi 7 anni, di puntare moltissimo sull'innovazione, sulla green economy, proprio perché è una richiesta che ci viene data, una richiesta della Comunità Europea come indicazione molto forte, ma che il tessuto economico veneto lo può assumere perché ha le competenze, le capacità e anche la visione strategica per poter investire in questo settore. Ecco, ci fermiamo qui per quest'altra pillola di basta parole, ma facciamo i fatti. Grazie a Franco Manzato, continueremo ancora con altre puntate, sempre su argomenti più anche frizzantini. La prossima volta parleremo infatti di Prosecco.